di Caltanissetta, presente ai Penalty Awards. Sono molto contento di averla tra noi questa sera perché festeggiamo il calcio dilettantistico dove la Nissa è stata una vera e propria protagonista e siamo sicuri che chissà ci potrebbe anche regalare una Lega Pro, ma non vogliamo parlare per essere scaramantici al massimo. Signor Sindaco, Caltanissetta diventa veramente il centro di tutto ormai. Ma guardi, sono orgoglioso di questo perché ringrazio voi per queste manifestazioni che organizzate al centro della Sicilia e Caltanissetta, che tra l'altro quest'anno ha dato veramente spettacolo con la nostra Nissa, che speriamo, così come dice lei, siamo scaramantici di poter andare alla Lega Pro. C'è molta attenzione sullo sport. Caltanissetta, mi accorgo che è una città veramente sportiva. Abbiamo concluso adesso con il torneo internazionale di tennis che è stato un successo, abbiamo avuto questo campionato favillante della Nissa e abbiamo queste manifestazioni che chiaramente qualificano il lavoro che viene svolto e ringrazio veramente tutti per la partecipazione e per scegliere Caltanissetta e questo teatro che veramente è un fiore all'occhiello. Dove il talento diventa storia! L'assessore Toti Petrantoni, ancora una volta vicino ai Penalty Awards, terza stagione, siamo contenti, il teatro è bellissimo, la gente arriva, soprattutto al centro della Sicilia che è diventata ormai il fulcro anche di progetti sportivi. Assolutamente sì, intanto grazie a voi per essere ancora una volta qui a Caltanissetta. Il nostro esserci ci sarà insomma, anche per le prossime volte. Siamo qui, siamo contenti, come dicevi bene caro Ettore, siamo al centro della Sicilia e questo ci aiuta molto, ci fa fare tante attività. Il penalty ormai è di casa e quindi cominciamo e premiamo tantissimi atleti e tantissime società. Complimenti. È il momento di iniziare con le premiazioni e lo facciamo subito con il campionato di promozione. Andiamo a svelare colui che vince come miglior portiere. Campionato di promozione, miglior portiere, vince suspense. Giuseppe Misseri, Alcamo 1928, che ci raggiunge qui sul palco, miglior portiere del campionato di promozione, un riconoscimento importante in questa 13ª edizione dei Penalty Awards. Guarda, puoi già ritirare la targa e ti do altri 30 secondi di gloria perché sono sicuro che non te l'aspettavi di portare a casa questo bellissimo riconoscimento. Sì, questo riconoscimento è sicuramente la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica che non dimenticherò mai. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Miglior portiere del campionato di promozione, Giuseppe Misseri dell'Alcamo 1928. E passiamo adesso al miglior difensore del campionato di promozione. È proprio vero, il talento diventa storia anche in questa 13ª edizione. Miglior difensore del campionato di promozione quest'anno è Alfonso Cipolla, Acragas SLP. Alfonso Cipolla, trascinatore di questo Acragas meraviglioso, anche per te subito la targa per immortalare anche quest'anno la tua presenza ai Penalty Awards. I tuoi secondi adesso sono anche meno, pieni di emozione. No, ma condivido questo premio con i miei compagni, soprattutto il reparto difensivo, perché comunque siamo un'unica cosa, non lo vinco io, lo vinciamo tutti insieme, e lo vince la squadra, lo vince lo staff e la società. Iniziamo con qualche premio speciale che fa sempre da contorno alla nostra manifestazione. Il primo premio che consegniamo è quello riguardante il Penalty Oro ed invito qui sul palco Fabio Capuana, un amico dei Penalty Awards, da sempre presente nella nostra manifestazione. Buonasera Fabio, buonasera, benvenuto. Fabio Capuana, dirigente sportivo, vicino da sempre al mondo calcistico e credo che comunque la soddisfazione di vedere un parterre che mastica calcio dilettantistico così con tanto fermento, credo che faccia tanto piacere. Buonasera a tutti, grazie Ettore intanto per l'onore che mi hai dato. Sì, un parterre di grande eccellenza, un parterre importantissimo
e mi onoro oggi di essere qui con te per questo grande premio che mi hai voluto concedere. Grazie. Grazie per la tua presenza, perché attenzione a consegnartelo, e ci mettiamo un po' larghi perché ci sarà un video di presentazione, sarà un personaggio importante della nostra Sicilia, un personaggio nazionale di grandissima qualità. A consegnare il premio, e tra poco lo inviteremo anche a salire sul palco, sarà Stefano Castiglia, presidente della FIGC, Lega Nazionale Calcio, divisione calcio a 5. Ha esploso la porta! Grasso! La zappata vincente della Meta Catania! Mena si accentra e calcia e Fulminetti! Gol! Viscosi! Attenzione il sinistro! Premio Eccellenza Siciliana per Stefano Castiglia, che ci raggiunge qui sul palco. Buonasera Stefano, l'uomo futsal che sta praticamente spiazzando un po' tutti gli addetti ai lavori, perché praticamente questo futsal diventa sempre più famoso e molti si avvicinano con molto interesse. Credo che sia una bellissima soddisfazione. Grazie Ettore, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Oggi è un onore per me essere qui nella mia terra. Un saluto a Sandro Morgana, presidente del Comitato Sicilia. Che dire, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cresciamo in numero di partecipanti, aumenta il livello tecnico e tattico dei nostri campionati, ma soprattutto sempre più giovani partecipano ai campionati nazionali in maniera importante. Una riforma fatta 5 stagioni fa che ha tracciato una linea di grande novità per il futsal italiano, e poi un momento di grande popolarità, la Champion in Italia per la prima volta grazie al ministro Abodi, grazie anche al presidente Gradini della FIGC, e tante cose belle come anche l'approdo alle Olimpiadi giovanili, che sarà una prima volta per il futsal, e quindi iniziamo anche il percorso olimpico. Meglio di così, insomma, poi c'è questo video che fa emozionare. Allora sarai tu a consegnare il premio a Fabio Capuana, lo diamo chiaramente al nostro Stefano Castiglia, che lo passerà di mano al nostro premiato Fabio Capuana. Grazie Fabio, una battuta. Sì, volevo soltanto dedicare questo premio, mi ha emozionato all'inizio e non potevo non ricordarlo, un grande amico e un uomo per bene. Voglio dedicare questo premio a Orazio Russo, che è un signore del calcio assoluto. Grazie. E arriva spontaneo l'applauso. Grazie Fabio, grazie tante. Allora Stefano, ne approfitto perché noi da quest'anno vogliamo essere sempre più vicini al futsal e ci siamo inventati un altro premio. Vogliamo premiare la migliore squadra siciliana che partecipa ai campionati siciliani, ma in questo caso anche ai campionati nazionali. E siccome tu sei il presidente nazionale, chi meglio di te può insomma passare un premio di riconoscimento? Quindi vediamoci questa clip, il premio Sicily Best Team Futsal. L'Atletico Canicattì 5, un futsal in grande crescendo, ed invitiamo qui sul palco il presidente di questa società, Enzo Russo, che ci raggiunge perché sarà il presidente nazionale a consegnare questo riconoscimento per questa squadra che attualmente è ufficialmente la seconda squadra più alta di categoria dopo la Meta Catania, che so che ci sta regalando le solite emozioni. Buonasera presidente. Allora, una battuta veloce, abbiamo detto bene, questo futsal che cresce, ma guarda caso cresce in una piccola realtà come quella di Canicattì. Sì, buonasera a tutti. Diciamo che negli ultimi 10 anni ci siamo fatti un po' conoscere. Noi siamo partiti proprio dal più basso della categoria del regionale. Oggi rappresentiamo la seconda squadra siciliana dopo la Meta Catania. Giochiamo in un campionato di A2 Elite, che è la seconda categoria nazionale.
nel corso, pensate bene che per arrivare in A2 Elite, come vincere un campionato ogni 2 anni, quindi abbiamo vinto coppe, campionati, settore giovanile che va benissimo, siamo vice campioni regionali con l'Under 19, con l'Under 17. Abbiamo fatto tanto lavoro. E siete soltanto all'inizio, perché chissà questa benedetta Serie A possa arrivare prima possibile. Lo consegniamo prima giustamente a Stefano Castiglia, che lo consegna al presidente dell'Atletico Caricattì 5, a dimostrazione che questo futsal diventa sempre più protagonista. Grazie. Allora, non andar via, perché c'è un riconoscimento anche per te. Tu sei un'eccellenza a tutti gli effetti, un'eccellenza sportiva siciliana, e non potevamo andar via senza neanche un ricordo da immortalare in questa serata. Grazie, complimenti, è il futsal sempre in prima linea, grazie. E subito a questo punto presentiamo colui che vince la categoria miglior centrocampista del campionato di promozione. Suspense, una stagione difficilissima, ma alla fine ha portato a casa il primo posto. Quest'anno vince i Penalty Awards Cristian Jama Acragas SLP, che ci raggiunge qui sul palco. L'ho detto prima, 40 anni e non sentirli, a dimostrazione che sono ancora forti i muscoli per battagliare anche in questi difficili campi del campionato di promozione. Eccola qui la tua targa. I tuoi 30 secondi servono per dire che questo è uno dei tanti piccoli premi che hai ricevuto in questa tua lunga carriera, e ti chiedo, facendo un passo indietro nel tempo, qual è stato per te il momento più bello quando eri in Serie A con il Catania? Il più bello assolutamente è stato quando sono arrivato, perché poi ho continuato a iniziare la mia piccola storia in Sicilia, quindi onorato al Catania, ringraziato sempre alla gente. Qua c'è Pippo Franchina che lo conosco benissimo, quindi è gente spettacolare, e questo è un premio individuale. Io dico sempre che lo più importante prima di tutto è ottenere il risultato, quello gruppale, e poi l'individuale arriva da solo. Grazie Cristian, bocca al lupo per tutto quello che verrà, e sono sicuro che verrà anche dopo. Dopo aver premiato il miglior centrocampista è il momento di conoscere ai Penalty Awards 2026 il nome del miglior attaccante. Chi sarà? Chi si porta a casa il premio come miglior attaccante? Vediamo un po'. Vince Salvatore Sinatra, Calcio Santa Venerina. Di nuovo qui sul palco, dopo i primi 30 secondi di grande emozione, perché salire sul palco è sempre un po' emozionante. Adesso i 30 secondi ti serviranno per capire e focalizzare che hai portato a casa il premio come miglior attaccante. Che ne pensi? Te l'aspettavi? No, sono orgoglioso di vincere questo premio, ma orgoglioso della squadra dove ho giocato e di tutti i compagni, lo condivido con loro. Meno di 30 secondi, grazie. Salvatore Sinatra, miglior allenatore, la categoria sempre più difficile. Vediamo un po' la clip. Chi vince quest'anno i Penalty Awards come miglior allenatore stagione 25-26? Suspense, sale qui sul palco per ricevere il premio Giovanni Comito, Lascari Cefalù. Vedo un atteggiamento di gloria e di contentezza, e sono molto felice di aver regalato questa emozione anche a Giovanni. Ritira subito la targa. Secondo me anche con meno di 30 secondi ci puoi dire la tua sensazione attuale. Ma intanto ti devo dire che non me l'aspettavo sinceramente, perché faccio i complimenti anche ai miei colleghi che li ho trovati qui, insomma anche loro erano meritevoli di vincere questo premio. Posso ringraziare la mia società, tutti, ma un particolare ringraziamento alle mie figlie. Beh, sono le soddisfazioni più belle. Si è emozionato, e queste sono anche belle cose. Grazie Giovanni Comito, miglior allenatore del campionato di promozione. Adesso chiudiamo e poi faremo salire qui sul palco una delle persone più importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio Sicilia, è un papà anche dei nostri Penalty Awards, e sveliamo subito i Penalty Awards come miglior dirigente.
Il talento diventa storia, vince Luigi Monreale dell'Aragona Calcio, miglior dirigente. Presidente, io sono sicuro che lei non se l'aspettava, Può già ritirare subito la targa di primo classificato per una stagione meravigliosa, perché i prossimi 30 secondi saranno forse senza parole, non se l'aspettava proprio. Allora, onestamente no, perché insomma credo che ci sono tanti altri dirigenti sicuramente più bravi di me. Non si guarda solo al risultato, ci teniamo a dirlo noi di penalty. Però sono orgoglioso soprattutto per aver incontrato oggi tanti amici. Poco fa ci siamo abbracciati con il dottor Saverio Giglio, che è il presidente dell'Alcamo, ed incredibilmente, nonostante ce le siamo date di santa ragione sul campo, ho scoperto di avere un cugino ad Alcamo. Bellissima questa cosa. Proprio mi riempie di gioia. Quindi ecco, il calcio è anche questo: socialità, stare insieme e condividere questi momenti. Belle parole, complimenti Presidente, complimenti ancora, miglior dirigente del campionato di promozione. L'ho già annunciato e lo invito qui sul palco. Ho atteso qualche minuto per coinvolgerlo, perché volevo che lui assaporasse soprattutto tutte le nomination, tutti coloro che hanno partecipato a questa stagione intensa, la stagione 25-26. Invito qui sul palco il presidente della FIGC, Lega Nazionale Calcio Sicilia, Sandro Morgana. Eccellenza siciliana sportiva, a cui io mi inchino, Presidente, perché ho una stima, e non lo dico per l'occasione, nei suoi confronti meravigliosa. Nel frattempo gliela consegniamo e nel frattempo le dico pure, Presidente, che io ho voluto farle gustare tutti quelli che sono in nomination. Sa perché? Perché sono coloro che veramente ogni domenica con tanti sacrifici raccontano il calcio siciliano, fanno tantissima fatica. Ma non c'è dubbio, quando queste manifestazioni sono molto belle per un motivo, perché si premiano i vincenti, perché si premiano coloro che si sono distinti, perché vengono premiati coloro che hanno partecipato avendo risultati anche non vincendo. Però bisogna ricordare che per vincere ci sono tante società che partecipano, quindi il merito di chi partecipa e non vince va ascritto anche a questa nostra esperienza. Devo dire che è stata una bellissima stagione, una stagione che ci ha dato grandi soddisfazioni, lunghissima, ci ha dato grandi il prossimo anno vedremo di cambiare qualcosa. Ci ha dato grandi soddisfazioni, ci ha dato anche tante amarezze, ci ha dato gioie, ci ha dato dolori, lo ripeto sempre perché è così. Alla fine io credo che prevalga sempre il buonsenso e stasera ho avuto modo di constatarlo personalmente che prevale sempre il buonsenso. Questo mi dà tanta gioia. Grazie Presidente, sempre le parole giuste al posto giusto. Io la ringrazio per la sua disponibilità e veramente buon lavoro per la prossima stagione, perché sarà probabilmente un'altra ennesima stagione intensa. Grazie. Il Presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana, eccellenza siciliana. Subito la clip per il premio stampa ai Penalty Awards 2026. Questa sera qui con noi una donna straordinaria, Giada Giacalone. Giada Giacalone, volto di Sport Italia. Tra l'altro lei interpreta a 360 gradi il mondo giovanile, perché segue in prima persona soprattutto il mondo della primavera. Ciao Giada, benvenuta Giada. Noi raccontiamo il calcio, non voglio dire dei poveri, perché ormai quello dei dilettanti non è per niente dei poveri, però è anche vero che è un calcio che ancora regala puntualmente settimana dopo settimana tante emozioni. Assolutamente sì, innanzitutto grazie, buonasera a tutti. Io in realtà vengo in qualche modo anche da questo mondo, perché prima di diventare giornalista ormai tanti anni fa ho indossato anche la divisa d'arbitro, e quindi promozione eccellenza era la categoria dove in un'altra regione, perché poi sono cresciuta in Emilia Romagna, ho calcato quei campi, e quindi rivedere magari l'emozione anche di tanti ragazzi che poi sognano come è giusto che sia anche la promozione è stato molto bello. Evviva il calcio dilettantistico, evviva la passione che ci mettono presidenti, direttori, al quale faccio chiaramente un grosso in bocca al lupo e mi complimento, perché senza loro noi non arriviamo giornalisti a parlare di Serie A, Serie B, Champions, mondiali e quant'altro. È vero. Giada, che sensazione provi quando racconti il mondo del calcio primavera,
che è ormai diventato poco italiano e più straniero. Sì, non mi fare odiare dai miei amici della Lega Calcio, perché diventa complicato poi tornare a Milano. Sì, è uno dei problemi che abbiamo ultimamente, al di là dell'innalzamento dell'età nei settori giovanili. Ci sono tante cose da dover sistemare, non è solo il fatto che ci siano pochi italiani. Questo fa parte di un macro problema che il calcio italiano si porta avanti, e mi auguro che chi di dovere nelle prossime settimane, perché poi ci sarà anche un cambio abbastanza epocale, ce lo auguriamo un po' tutti, si possa migliorare. E noi ci speriamo e ci crediamo. Altra personalità che invito qui sul palco adesso, che ti premierà, ha legato il proprio nome anche a questa città, ovvero Caltanissetta. È stato il presidente, adesso è presidente emerito, ed invito qui sul palco un amico della nostra manifestazione, Arialdo Giammusso. Una giornalista di Sport Italia, una che se deve bastonare bastona, Giada Giacalone. Ciao Arialdo. Allora, intanto ti facciamo subito consegnare questa targa da passare a Giada Giacalone. Lei appunto a tutti gli effetti vince il premio stampa di questa edizione della nostra manifestazione, e scappo subito a chiederti velocissimamente: poc'anzi ho parlato di una primavera che ormai veramente è diventata più straniera che italiana, però è anche vero che il calcio comunque dà sempre tanti talenti, soprattutto nella nostra terra, e questa Caltanissetta quest'anno probabilmente ci ha abituato a qualche emozione di questo genere. Il calcio è il simbolo della cultura e della voglia di fare di un territorio, e la Sicilia sta eccellendo nel nostro sport, ad esempio, non voglio essere di parte, ma la Nissa lo sta ampiamente dimostrando, come si possa realizzare un grande progetto con capacità manageriale e capacità di sapere gestire questo meraviglioso sport, creando entusiasmo e cultura dello sport non solo a Caltanissetta ma in tanti altri territori. Noi siamo una bandiera, grazie al nostro grande presidente Luca Giovannone, al vice Savio Ferreri che vedo qui, quindi siamo riusciti a creare un grandissimo progetto, e sono ancora una volta più onorato di essere qui questa sera e onorato di far parte della Nissa. Grazie Arialdo, anche per te il ricordo di questa serata. Arialdo, non scappare, c'è un ricordo anche per te. Ogni volta fuggite subito. Grazie Arialdo, grazie Giada, complimenti e buon lavoro, perché a Sport Italia il calcio lo raccontate sempre in maniera anche un po' piccante, ma è un piccante che ci piace, vi assicuro che ci piace tantissimo. È il momento di conoscere i vincitori del campionato di prima categoria e guardiamo subito la clip. È il momento di premiare il miglior giocatore del campionato di prima categoria, stagione 2025-2026. Vince i Penalty Awards Lorenzo D'Amico, attaccante del Calcio Furci, che ci raggiunge qui sul palco. Complimenti, è stata una stagione meravigliosa. I tuoi secondi 30 secondi sono intrisi probabilmente intanto forse di emozione, ma poi anche del fatto che non te l'aspettavi, perché eravate veramente in tanti. Sì, la scelta era ardua perché giustamente c'erano ottimi giocatori a confronto, quindi giustamente era difficile la scelta e niente, sono molto emozionato e vi ringrazio. Grazie anche a te, complimenti, in bocca al lupo per la prossima stagione. Parliamo adesso del miglior dirigente. Attenzione! 4 in nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Il miglior dirigente stagione 25-26 è Roberto Costa, presidente della Barrese Calcio, qui sul palco per ricevere il riconoscimento. L'applauso è già arrivato anche perché ha vinto un campionato quest'anno meraviglioso, portando appunto il Barrafranca in promozione. Allora, anche per lei gli ulteriori 30 secondi per raccontare questo meraviglioso premio e per dire se è emozionato oppure no. Sono emozionatissimo. La prima cosa,
questo premio devo ringraziare la mia famiglia che mi sopporta e mi supporta, e poi questo premio è per tutta la comunità barrese che lo merita tanto. Bene, è stato più breve del previsto. Grazie Presidente della Barrese, primo classificato per quanto riguarda la categoria miglior dirigente. Proseguiamo con il campionato di prima categoria. Adesso dobbiamo premiare il miglior allenatore, anche qui 6 allenatori in nomination. Chi vincerà quest'anno? Dove il talento diventa storia! E diventa storia soprattutto perché conosciamo finalmente il nome di colui che vince la categoria come miglior allenatore nel campionato di prima categoria. Quest'anno è Francesco Argento Sferracavallo. Francesco che ci raggiunge qui sul palco, è emozionatissimo. Consegniamo subito la targa per immortalare questo momento. Francesco, per te il primo posto sia come stagione calcistica perché hai vinto con lo Sferacavallo, e adesso 30 secondi e anche meno per dire le tue parole dal cuore profondo di un lavoro che ami in maniera smisurata. Amo questo lavoro, ma poco fa seduto là, questo è un riconoscimento e lo devo a tante persone. Io oggi qua ci sono tanti amici, il signor Aristide Tamaio, che è stato il mio primo allenatore da quando giocavo negli allievi, ragazzi che hanno giocato con me come Edi, mister Miranda, amici come Massimo Vescovo, e soprattutto voglio dedicare questo premio alla mia famiglia, coloro a cui noi colleghi togliamo tanto tempo, a cui ci stanno accanto nelle gioie e nelle dolori, e sono veramente emozionato, grazie. E ti fermo qui perché l'applauso del pubblico ti aiuta a ricaricare le batterie, grazie. Anche un premio importante perché 3 società questa sera saliranno sul palco e ritireranno il premio Team Awards 2026. Pertanto facciamo partire la clip ed invitiamo subito qui sul palco coloro che si portano a casa questo bellissimo riconoscimento, il Team Awards 2026. La prima società è la Nissa FC ed invito qui sul palco il presidente Luca Giovannone, che ho visto proprio qualche minuto fa. Nissa travolgente nel campionato di Serie D e siamo sicuri che ancora non è tutto finito. Calcio Avola 1949 che ha vinto praticamente con i playoff nazionale il passaggio nel campionato di Serie D. Abbiamo Marco Cammarata che ci raggiunge e il Santa Venerina che vince il campionato di promozione, e sale qui sul palco Rosario Romeo, il presidente. Eccoci qui. Buonasera direttore, buonasera. Ci raggiunge anche adesso il presidente della meravigliosa Santa Venerina. Inizio da questa parte, inizio dalla Nissa perché è la più alta in categoria e speriamo che questa categoria possa diventare ancora più alta perché qui siamo tutti in fermento. Tifiamo per la Nissa, ma credo che questa sia la più bella soddisfazione perché anche se non si è vinto il campionato, aver raccolto l'amore degli sportivi siciliani che tifano affinché un'altra squadra possa raggiungere la Lega Pro. Sì, è vero, è come se l'avessimo vinto il campionato, è vero, ora c'è anche qualche possibilità di ripescaggio in Serie C, noi stiamo rinforzando la squadra che avevamo già forte, una squadra che sarà pronta a lottare per vincere il campionato di Serie D, ma una squadra che sarebbe già pronta per affrontare bene un campionato di Lega Pro. Attendiamo gli eventi, ma siamo felici dell'entusiasmo che c'è. Dico 2 cose, una, 21 milioni di Reels nella Nissa contro 10 milioni del Frosinone in Serie B che ora è andata in A, 3 milioni e 7 della Carrarese, quindi la Nissa è conosciuta in tutto il mondo. Siamo stati a Lampedusa, ci conoscevano tutti, eppure lì siamo lontani dalla terraferma, insomma. È un fenomeno davvero importante e ci tengo a portare la Nissa più in alto possibile. Idee chiare come al solito da parte del presidente della Nissa, idee chiare anche insomma con l'Avola. Poc'anzi abbiamo avuto il presidente che è in nomination, mentre invece tu in qualità di direttore sportivo che hai costruito questo miracolo dell'Avola, i tuoi 30 secondi come li vuoi regalare al pubblico dei Penalty Awards? Ma io ti ringrazio intanto per l'invito, per questo premio, ma quando si raggiungono determinati obiettivi sicuramente è merito di tutti, della società, staff, squadra e piazza.
Noi abbiamo portato, abbiamo raggiunto questo obiettivo tramite playoff. Devo fare i complimenti al Camarat e al mister Cammarata, perché nell'arco dei 180 minuti hanno dimostrato di essere una buona squadra. Se la devo dire tutta, possibilmente tutte e due squadre meritavano di andare in Serie D, che devo dire, abbiamo raggiunto questo obiettivo dopo 50 anni, quindi è stato bellissimo domenica festeggiare insieme alla piazza. Ripeto che merita veramente tutto questo. Complimenti ancora, complimenti anche al Santa Venerina, Presidente Romeo, perché insomma sapevamo che stavate costruendo pian pianino una società, ma che già subito al primo anno fate il salto dalla promozione all'eccellenza non ce l'aspettavamo, tra l'altro con una stagione meravigliosa, perché avete dato per distacco parecchi punti a tutti quelli che erano dietro di voi. Sì, intanto grazie per l'invito. Sì, hai ragione, noi eravamo partiti per fare bene, ci avevamo dato anche un po' di prospettiva per qualche anno più avanti, però è arrivato tutto subito, perché sicuramente abbiamo lavorato bene su tutti i punti di vista, e io devo ringraziare principalmente tutti i miei ragazzi, tutti il mio staff, tutto il mio mister, tutti quelli che insomma tutti? Sì, perché sono stati grandi tutti, quindi per me è stato un sogno insieme a loro viverlo, quindi sono felice. Siamo tutti felici perché insomma Santa Venerina è un piccolo centro e la promozione è certamente una bellissima categoria. Subito le targhe che immortalano anche questo Team Awards. Abbiamo Luca Giovannone per la NIS FC, Marco Cammarata per quanto riguarda il calcio Avola e Rosario Romeo per quanto riguarda il Santa Venerina. Complimenti e buona prossima stagione. Facciamo un applauso. Grazie. Grazie, arrivederci. Attenzione, non ci incrociamo le mani. Grazie Presidente. E adesso c'è un premio che onora il ricordo di una persona meravigliosa che un po' tutti gli addetti ai lavori hanno conosciuto negli anni. Parliamo di Santo Palma. Dopo la sua scomparsa, noi di penalty, l'applauso arriva spontaneo. Dopo la scomparsa di Santo abbiamo deciso di dedicare il premio Un uomo per lo sport a questa figura che è andata via troppo presto e ci manca tantissimo, profondo conoscitore del calcio nelle sue dinamiche e nei suoi linguaggi. Il premio importante legato al nome di Santo Palma si chiama Un uomo per lo sport. Eccola qua la clip e conosciamo coloro che quest'anno vincono il premio Un uomo per lo sport Santo Palma. Sono con noi Edi Tamaio e Pippo Franchina, che invito qui sul palco per ricevere questo importante riconoscimento nel ricordo di Santo Palma. Tra poco avremo anche qui sul palco Angela Coppola, la moglie di Santo Palma. Buonasera Pippo, buonasera Edi. Sono accanto a due uomini di sport a 360 gradi. È una Serie A che fa parte del ricordo della storia di tutti noi siciliani, non soltanto catanesi. E Pippo Franchina l'ha accompagnata negli anni, sino adesso, ancora tuttora, è un dirigente tra i più importanti del Catania FC. Però io voglio fare un passo indietro, perché dico sempre che si parte dai dilettanti e tu sei partito da là. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Ettore, grazie all'amico anche Edi Tamaio, col quale già ci conosciamo da qualche anno. Devo dire che se oggi mi trovo qua, intanto grazie a Ettore, perché sicuramente è sempre un onore. Sì, non si può andare avanti se non si è percorsa una strada. Io devo dire che nella mia esperienza qualche primavera ce l'ho. Ho iniziato a fare ho fatto tutte le categorie, dalla terza categoria, seconda categoria, prima, promozione, eccellenza, Serie D, Serie C2, Serie C1, Serie B, A, ho fatto tutto, ma credetemi, la cosa fondamentale è quello di metterci volontà, passione e soprattutto essere sempre umili, quello che ancora oggi, grazie a Dio, mi accompagna. Chi mi conosce sa che io non sono uno che ama le luci, ama la ribalta,
cerco di lavorare sempre e di mettermi a disposizione della società con la quale lavoro. Oggi devo dire che idealmente condivido questo premio con Orazio Russo. Orazio Russo che chiaramente per me è come se fosse un fratello, un figlio più piccolo. Abbiamo lavorato assieme 24 anni, non è poco, credetemi. E vederselo privare dall'affetto, dal suo modo, oggi per me è veramente un piacere ricordarlo, perché non si può dimenticare una persona come Orazio. Grazie Ettore che mi ha dato anche la possibilità di ricordare un uomo, un amico, un calciatore e un professionista. Tengo a precisare che lo scorso anno proprio Orazio Russo era su questo palco e ci è sembrato giusto iniziare questa 13ª edizione nel suo ricordo con questo video bellissimo e con questa canzone inedita scritta appositamente per ricordare un evento purtroppo tragico. E di Tamaio, da dove partiamo? Perché si parte facendo il calciatore, poi si diventa dirigenti, adesso si diventa anche assessori, si racconta la Sicilia, si parla della Sicilia, si costruisce, chissà, forse una Sicilia migliore, ma il calcio rimane sempre un punto fondamentale. Intanto grazie per l'invito, grazie per questo riconoscimento importante. Io dico sempre che lo sport è vita. Ogni tanto faccio un post, mi faccio la mia corsetta, sono salutista, cerco di mangiare bene, di tenermi in forma, ma questo è un valore che ho avuto tramandato da mio padre, perché saluto qui, che anche qui lui tra il pubblico, ho cercato di trasmettere ai miei figli. C'è qui Aristide, l'altro piccolino, io speravo che facessero vela o windsurf, hanno scelto di fare calcio, quindi non abbiamo avuto speranze. E attraverso il calcio si cresce, attraverso lo sport dicevo poc'anzi, si cresce non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista proprio della personalità. Il calcio ti dà l'idea di come si può competere in maniera leale, in maniera seria. Il calcio ti dà quei valori importanti dello spogliatoio, io ne parlo sempre, il senso di fare squadra, il senso dell'appartenenza, il senso del valore della tua maglia, della maglia che indossi. Ecco, queste cose te le porti nella vita. Quando poi un giorno smetterai di giocare, ti porti queste cose nella vita. Poi qui ci sono tanti amici, gente con cui in campo ci siamo scontrati, ci siamo dati delle belle mazzate, però poi il calcio ti dà questa idea, questa impressione di fratellanza, di stare bene insieme, e poi quando ci sono queste occasioni, questi momenti, uno si abbraccia e non è successo mai nulla. Ecco, questo è il valore dello sport, è il valore del calcio, e io ti ringrazio per avermi oggi premiato. Grazie, consegniamo subito la targa sia a Pippo Franchina e sia ad Edi Tamaio nel ricordo di Santo Palma per il premio Un Uomo per lo Sport. Grazie, 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 grazie. Ciao, buonasera. Allora, abbiamo detto poc'anzi della presenza anche di Angela Coppola, vedova di Santo Palma. Lei da sempre è presente nel ricordo di Santo, nel contesto del premio. Anche questa sera la trovo qui emozionata e la voglio accogliere con un doppio applauso del pubblico. Ciao Angela, non ti ho voluto fare premiare nessuno perché voglio che sei protagonista per i prossimi 40 secondi tu di questo palco nel ricordo di Santo, che questa sera si percepisce, la sua presenza è continua, le sue conoscenze ci hanno anche fatto crescere. Io dico che sono passati già un po' di anni, ma il ricordo è sempre dentro di noi, ma probabilmente anche dentro di te. Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Per me ogni anno poter essere qui e consegnare questi premi in memoria di Santo è un modo anche per tenerlo ancora in vita nei nostri cuori e nella nostra mente. Quindi sia io che i miei figli da sempre abbiamo dal primo istante cominciato a percorrere quella che era la sua più grande passione
e speriamo di poterlo portare lì dove purtroppo la vita non gliel'ha consentito. Angela, sei ancora più emozionata delle altre 2 passate edizioni. Voglio darti subito la targa per ricordare questo momento, eccola che arriva, e dico sempre che il connubio Penalty Awards e Santo Palma, e in questo caso anche Angela Coppola, sarà sempre importante per noi. Grazie altrettanto. Grazie. Grazie. Paola, sei qua. Sono qui, stavolta Sì. volevo non farti urlare il mio nome, ma eccomi qua, sono accanto a te perché è arrivato un momento bello, perché andiamo a premiare un personaggio che, permettimi di dirlo, è una nouvelle vague della comicità. Io ho avuto modo di condividere il palco con lui, devo dire che la sua è una comicità... Hai fatto la comica anche tu? No, io ci sono nata comica, non la faccio. Il suo modo di fare comicità è abbastanza anacronistica rispetto a tutto quello che c'è È in vero. giro, quindi è un personaggio che merita. Vediamo la clip. Vediamo, personaggio Vediamo chi vince. TV Web. Vediamo chi vince quest'anno il personaggio TV Web ai Penalty Awards 2026. Lo accogliamo qui con un grande applauso, Andrea Russo. Andrea Russo, eccolo qui. Il vero, dico unico, comico siciliano, tra virgolette catanese, chiudo virgolette, che ci fa ridere in una maniera surreale Andrea. e meravigliosa. Vieni al Ciao, centro, Andrea. caro Andrea, benvenuto. Buonasera Andrea. No, dove vai? Dove Dove vai? vai? Resta qui, resta Allora, qui. so resta- che il microfono glielo aprite? Non gli hanno aperto il microfono. Sì, adesso sì. ok. Buonasera, ciao. Buonasera Facciamo un applauso a Andrea, è Buonasera. un onore per me ritrovarti sul palco. Ci Sì. conosciamo da poco, abbiamo solo condiviso una volta, ma c'è stata Vuole fare la una bella comica, ma sintonia. non ci riesce. Ma no. Allora, Assolutamente. Andrea, sei stato veramente la sorpresa del web, sei gettonatissimo, seguitissimo, adesso con il tuo nuovo tour addirittura fai Sì. sold out, spiegaci bene, o siamo pazzi noi o sei bravo tu? Sicuramente pazzi voi. Vabbè, io intanto volevo dire una cosa a te, Sì. perché ho visto tutti quanti che salivano e giustamente ringraziavano, grazie. Io sono venuto a dire prego, perché tutti ti hanno detto solo grazie, quindi era giusto per aiutarti. Era Poi giusto, grazie. sì, io sono in giro, tra l'altro a parte te, nessuno mi avrebbe mai invitato a una cornice in cui si premiano i calciatori. Io ho dato questa gioia a mio padre che mi è venuto a vedere e dice gioca a pallone, ma io facevo cagare e non potevo. E quindi una volta mi è venuto a vedere giocare, dopo una partita è tornato a casa con un altro bambino, talmente avevo giocato male, quindi non è Mamma, che stato figuracce che non hai è fatto. stata una cosa Ed bella. è stato lì che ti ha detto mi fai ridere e hai Esatto, fai preso, ridere, è meglio hai che- preso la palla al balzo, esatto, quindi esatto. sì. Poi, tra l'altro, non so, qualcuno mi ha visto per caso, così magari mi presento come è giusto che sia. Allora, no, Andrea, nessuno. Andrea- Perché giustamente mi guarda e dice che c'è Caparezza. Questo Vero, vero? Te l'avranno detto in molti, no? Oppure i più giovani, no, è telespalla Bob. Io pensavo quello, Vedi? guardando Oppure, i Simpson. ero a Milano, stavo guardando uno spettacolo a teatro, così come loro. Da dietro sta signora mi fa no a Levi. Hai presente a Levi? Levi, c'è il pianista, come no? Mi ha scambiato per l'eccellenza della musica. No a Levi, perché mi dicevo signora non sono a Levi. No a Levi che non ci vire una minchia, questi capiti. Ah, ecco, invece era sai- solo un ma equivoco. perché lo spettacolo permette di fare queste cose. Vabbè, dai, ci sta Allora, Andrea. noi ti dobbiamo premiare perché sei stato veramente il personaggio secondo noi più interessante nel panorama web e TV. Mi fai Un po' meno commuovere. TV, più web. Più web, più Però c'è in giro un tour che è partito, vuoi dare qualche data? Sì, io vabbè, adesso quest'estate sto perfezionando lo spettacolo nuovo, da settembre comincio questo tour per l'Italia che poi voglio chiudere a casa mia a Catania Mi direi. con la grande... No, anche perché lui ha un grandissimo successo nei teatri anche non siciliani. Ma come fanno a capirti con il tuo linguaggio? Posso, perché la nostra lingua è molto onomatopeica. Ah, ho capito. Cioè, tipo per esempio, la usiamo tutti la parola tumpolata. Certo, come Ok, no, dai. tumpolata chi è? Aspetta, è uno schiaffo dato di lato, lata, e fa tumpo. È perfetta, capito? Mi capiscono dovunque, perché noi perfetta. siamo perfetti. È un po' come sulla falsariga di Fiorello, no? Perché Fiorello Esatto, il siciliano lo fa diciamo sentire in ogni dove, ci capiscono tutti grazie a lui che ogni volta ci fa fare delle figure splendide. Io lo amo. Premiamo Andrea e lo facciamo con la presenza sul palco dell'assessore allo sport e spettacolo del comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, che ci raggiunge o è già andato via.
è già andato via probabilmente. Allora te la consegniamo noi, va bene Sì, lo stesso? sì, sì. Allora Andrea, grazie, questo grazie. riconoscimento è giusto. Non siamo assessori, ma è Non sport siamo e assessori, spettacolo, ma siamo tranquillo. amanti dello sport e dello Ecco spettacolo. qua. Vabbè, se vedete l'assessore ditegli che ho qualche data libera per l'estate. Ecco, Buono. Cioè, cerchiamo stai di già fare vendendo qualche- Uno ci prova, Paolo, utile. facciamo l'esempio. Ma fai una cosa, passando, fai così ai campisti che tutto il mondo ti fanno girare. Diglielo, signori campisti, guardate che c'è qui, Campisi, vedi? vita mia. Ecco, come- vedi? Andrea Grazie Russo. Andrea Russo. Grazie. Grazie Sì, davvero. puoi andare di qua, di là, vai Dove vuoi? vuoi. Lascia il microfono, Ok. lascia 100 euro, fai quello che vuoi. Grazie Andrea. Bene Ettore, ancora la serata è lunga, io ti lascio il palco. Ho da premiare tutti i ragazzi riguardanti Esatto. il campionato di eccellenza. Io per ti cui lascio. Ci lasci? Ti lascio, Allora io sì. colgo l'occasione per ringraziarti, la tua presenza e la tua bellezza come al solito e la tua classe, se mi permetti di aggiungere, è stata la ciliegina di questa manifestazione. Grazie Paola Parisi. Grazie a tutti voi, grazie Ettore Tortorici, viva i penalty, ciao, buona Grazie. serata. Abbiamo l'infornata finale, quella più importante perché è il momento di conoscere finalmente i vincitori e poi andremo a chiudere del campionato di eccellenza e lo facciamo subito presentando la schermata come miglior portiere quest'anno nel campionato di eccellenza per il ruolo più difficile secondo me insieme a quello dell'attaccante. Vince i Penalty Awards 2026 Federico Valenti del Licata Calcio che ci raggiunge qui sul palco. Federico ha vinto un campionato, è un nome importante nel mondo del calcio dilettantistico, grandi sacrifici perché adesso si diventa grandi con l'età e quindi si fa famiglia e quando si fa famiglia il lavoro impegna anche considerevolmente. Per te il riconoscimento e per te i tuoi 30 secondi di gloria in questo caso. Sì, lo voglio dedicare alla mia famiglia, alla mia bambina Celeste che mi sono sempre stati nei momenti difficili durante la mia carriera ed è tutto per loro. Perfetto, complimenti e in bocca al lupo anche per la prossima stagione. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Federico Valenti. È il momento adesso di conoscere un altro ruolo importante, quello del difensore. Chi vince quest'anno i Penalty Awards? Miglior difensore del campionato di eccellenza quest'anno ai Penalty Awards 2026 è Pasquale Porcaro del Licata Calcio. Licata che fa incetta anche di premi. Vedo che sta salendo Alfredo perché probabilmente è già andato via e va bene pure, tanto hai rappresentato il Licata alla grande quest'anno, allora è dovuto andare via prima, sì, perché l'avevo già visto. Va bene, allora riconoscimento che porgerai a Pasquale. Pasquale. Penso che ha fatto veramente un ottimo campionato, è stato veramente un leader all'interno della squadra. Sono orgoglioso di averlo avuto più di un anno con me. Penso se l'è meritato tutto. Assolutamente, non per niente ha vinto i Penalty Awards. Okay. E quando parliamo di Licata, parliamo sicuramente anche di un personaggio meraviglioso che ha accompagnato il boom del Licata degli anni 80, sul fine degli anni 80, poi ha proseguito con una carriera anche di grande qualità. E noi anche quest'anno abbiamo un premio alla carriera, lo vediamo subito con questa clip. Il premio alla carriera calcistica quest'anno ai Penalty Awards 2026 viene assegnato a Maurizio Miranda, allenatore attuale che lavora con Giacomo Modica, che ha assaporato addirittura la possibilità di giocare la prossima stagione la Conference League. E dico sempre, ti ho abbinato al ruolo del difensore perché tu eri un difensore, avevano grandi difficoltà ogni volta a superarti, Ma innanzitutto buonasera, intanto era un calcio diverso da adesso, per cui i falli che si facevano prima non si possono più fare. Erano falli nascosti anche. Non facevi più di 2 o 3 presenze, per cui è un calcio tutto diverso. Intanto volevo ringraziare per l'invito, che è stata una cosa gentile che ho apprezzato tanto. E poi la cosa più bella è di aver visto tanti amici del mondo del calcio, perché questi sono i momenti più belli dove noi ci incontriamo e ci rivediamo, ma più che altro ci ricordiamo dei bei ricordi. Ricordando i vecchi ricordi, parliamo invece di quelli attuali. Con la collaborazione di Giacomo Modica sei riuscito anche a regalare a Malta un sogno di una qualificazione praticamente internazionale.
Ma noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna di entrare nell'Europa League, che era una cosa impensabile per tutti noi ed è stata un'esperienza molto bella perché è un calcio diverso da quello che si vede qua in Italia, però ripeto, sono delle emozioni che ti rimangono poi per sempre. Era l'unica serie che mi mancava, la Serie A. Sono andato l'anno scorso in una squadra maltese di Serie A e ho centrato pure l'Europa League dei gironi. Che bella soddisfazione. Allora ti porti a casa questa doppia soddisfazione raccogliendo anche il premio alla carriera che ti viene consegnato ai Penalty Awards 2026. Maurizio Miranda, complimenti e buon lavoro per la prossima stagione. Riprendiamo, siamo proprio al rush finale, è il momento di conoscere il miglior centrocampista del campionato di eccellenza e parte la clip. Chi sarà? Stagione 2025-2026, miglior centrocampista quest'anno ai Penalty Awards 2026 è Michele Papa, Camarat 1972. Dovrebbe raggiungerci da un momento all'altro perché l'avevo visto, è arrivato. Uno dei centrocampisti più importanti di questa stagione. Ti abbiamo visto fare delle cose bellissime. Complimenti, ti porti a casa il riconoscimento come migliore centrocampista e questi 30 secondi come li vuoi spendere? Volevo ringraziare la società, il mister, i miei compagni che sono qua, quelli che sono a casa. È una grande soddisfazione anche perché ho passato 2 anni brutti a livello di infortuni, non me l'aspettavo di tornare in campo così, se è stato così è grazie solamente a loro, mister, compagni, staff, società, tutti. Complimenti e in bocca al lupo anche per la prossima stagione. Grazie, grazie a Michele Pane, miglior centrocampista. Passiamo adesso anche al ruolo dell'attaccante e lì insomma sono nomi importanti. Quest'anno i Penalty Awards come miglior attaccante vengono assegnati a Ignazio Pierce, Camarat 1972. Camarat che ha fatto incetta di premi a dimostrazione che anche quando non si vince i segni rimangono e soprattutto le stagioni non vengono dimenticate e in questo caso Pierce ha dimostrato anche con tanti gol e poi il fatto che si sia ambientato in maniera velocissima in un gruppo, lui che viene dall'Argentina, vi posso assicurare che non è mai facile. Eccolo qua in fondo alla sala, ci sta per raggiungere Ignazio che porta a casa questo riconoscimento. Torni in Argentina per le vacanze o rimarrai in Sicilia? Perché so che sei innamorato della Sicilia, quindi rimani qua in Sicilia. Per intanto ritira subito il premio, eccolo, e ti chiedo, rimani in Sicilia perché ami la Sicilia o perché hai voglia di ritornare di nuovo in campo? Rimango qua a Sicilia. Per la vacanza? Sì, E poi di nuovo subito in campo? Certo, sì. Per tentare, chissà, di vincere la prossima stagione. Ancora non si sa, prima facciamo vacanza che ce l'avevamo meritato. Benissimo, allora complimenti, buona vacanza e soprattutto in bocca al lupo per la prossima stagione. Miglior attaccante del campionato di eccellenza. E adesso, ahimè, arriva la dolente nota, perché quando devo annunciare la clip del miglior allenatore, io dico sempre che tutti i 3 che vanno in gara meriterebbero di vincere, però come ha detto anche il presidente Morgana c'è un vincitore, questa è una gara tra virgolette gioco a cui bisogna un po' attenersi e quindi anche quest'anno avrò la brutta gatta da pelare e comunicare il nome come miglior allenatore della stagione 2025-2026 nel campionato di eccellenza. Quest'anno i penalty vengono assegnati a Filippo Raciti, Modica Calcio. Filippo Raciti che fa incetta di premi. Io dico sempre che vincere è bello, non è mai facile ripetersi. Invece Filippo ha questa capacità di ripetersi ogni anno perché è un tenace, è uno che non molla mai, ritira il premio. E soprattutto è uno che porta a casa un risultato sempre positivo perché costruisci un gruppo e poi le società in cui tu lasci un segno si ricorderanno sempre di te per la tua schiettezza e anche per la tua competenza, io aggiungerei.
Allora, guarda, intanto volevo condividere e fare i complimenti al mister Cammarata, al mister Bonfatto, perché sicuramente non è un premio a scalfire o a rovinare quello che di grande è stato fatto durante la stagione. Poi volevo ringraziare te perché dai voce ai dilettanti, dai visibilità, e questo non è né facile né scontato. Poi ovviamente vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità, che è la mia società, e chi mi ha seguito durante questo percorso, perché ringraziare i ragazzi credo che sia riduttivo, perché lavorare e costruire un gruppo così di uomini veri e raggiungere quello che si è raggiunto con risultati e numeri incredibili non è facile, quindi grande merito a loro. E in bocca al lupo anche per la prossima stagione. E poi ovviamente alla famiglia, perché è la cosa più importante, perché ci permette ogni giorno di fare questo. Fa sacrifici pure lei. Grazie, ciao caro Filippo. Ha fatto bene a ricordare la straordinaria stagione di Fabrizio e anche quella di Lillo. E adesso, per premiare il miglior dirigente e chiudere quindi la nostra serata, vogliamo dire il nome? Lo facciamo subito. Sì, il miglior dirigente di quest'anno per il campionato di eccellenza. Il premio viene assegnato esattamente a Vincenzo Coffa, presidente del Calcio Avola 1949. La presenza ancora felice di una serata di gloria, quella di domenica, dopo la vittoria purtroppo contro una squadra siciliana. Buonasera Presidente. È il figliolo? Benissimo, che non lo lascia mai. Consegniamo il premio, però io volevo condividere con lei questo momento quasi finale della nostra serata con la presenza anche sul palco di un altro dirigente della Nissa. Io l'ho detto, la Nissa è padrone di casa indubbiamente a Caltanissetta, ma anche un po' dentro i penalty awards, perché la loro compagnia, la loro competenza dà lustro anche alla nostra manifestazione. Ed invito qui sul palco Savio Ferreri, che è il vicepresidente della Nissa FC, e accompagnerà la consegna di questo premio, e tra poco sentiremo anche le trasmissioni. Buonasera Presidente, accompagni questo premio perché questo premio fa parte anche di un progetto, quello dell'Avola, molto difficile, perché è partito in salita, poi si è concluso come sappiamo. Questo vuol dire che fino all'ultimo non avete mollato, fino all'ultimo ci avete creduto, fino all'ultimo gli avolesi vi hanno, diciamo, dato modo di avere il 12° uomo in campo. È contento, Presidente? Ovviamente non posso che essere soddisfatto. Come ha detto lei, mi dispiace aver battuto, tra virgolette, una squadra siciliana, perché comunque devo fare i complimenti al Camarat, a mister Cammarata, che è veramente un ottimo allenatore. Entrambi meritavamo, secondo me, di andare in Serie D. Spero che avvenga per il Camarat tramite anche ripescaggio, se possibile, così come lo spero per la Nissa, perché visto il campionato che ha fatto e visto comunque la struttura societaria, penso e credo che meriti di stare in un campionato professionistico, e tra l'altro così non la incontreremo noi il prossimo anno. Giusto, Presidente. Vicepresidente della Nissa, non parliamo soltanto della Nissa, parliamo comunque di tutto questo movimento che a Caltanissetta ha creato rete, creando altre realtà limitrofe a Caltanissetta che aspirano anche a categorie importanti. Voi accompagnate questo progetto di crescita attraverso la vostra anche disponibilità. Io sono dell'idea che se non c'è questa disponibilità gli altri non riescono neanche a crescere. Sì, ci mancherebbe. Intanto faccio i complimenti all'Avola, perché dopo 53 anni non è una passeggiata, e quindi è stata veramente una fortuna. Ho seguito bene il campionato e sono veramente contento che una società anche siciliana e gloriosa. Noi come movimento, naturalmente, la Nissa è una società molto gloriosa, e quindi siamo col Presidente sempre, diciamo, in cerca di anche nuovi orizzonti, però sicuramente in questo momento abbiamo altro che pensare, perché siamo veramente in crescita per cercare appunto di portare il massimo a Caltanissetta. Grazie a lui, grazie a me, grazie a tutti appunto il movimento calcistico siciliano ci stiamo riuscendo, e quindi in questo momento ci pigliamo questi meriti e poi pian piano possiamo aiutare anche le altre persone. Siete sulla buona strada. Consegniamo questo premio di riconoscimento come miglior dirigente del campionato di eccellenza. Complimenti, grazie ancora e buon lavoro anche per la prossima stagione. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, non vada via perché ho un riconoscimento anche per lei, eccolo qua.
per immortalare anche la sua presenza ai Penalty Awards, 13ª edizione. Grazie Savio Ferreri. Allora, abbiamo concluso anche per questa stagione. Voglio ricordare che tutti coloro che erano in nomination possono ritirare la loro targa al termine dell'evento proprio nella hall di questo meraviglioso teatro Margherita di Caltanissetta, che ha ospitato questa 13ª edizione dei Penalty Awards. Voglio anche ringraziare tutti i miei collaboratori, in modo particolare la figura di Salvo Campo, mio braccio destro in questo progetto dei Penalty Awards da sempre. E poi la voglio qui sul palco perché insieme a lei, insomma, chiuderemo questa nostra manifestazione, Noemi D'Antone, colei che ha accompagnato con la sua figura e la sua eleganza le premiazioni. Facciamo un applauso anche a Noemi. Il volto femminile serve sempre per chiudere un evento così importante come quello dei Penalty Awards. Grazie per essere stata con noi, la tua bellezza ha aiutato anche la consegna e l'amarezza anche di qualcuno che non ha vinto il premio. Grazie ancora. Noemi D'Antone, grazie. Io vi saluto, vi do appuntamento il prossimo anno, l'edizione numero 14. Grazie per essere stati con noi e soprattutto forza al calcio dilettantistico siciliano. Buonasera a tutti. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Sotto il cielo che brilla di blu, su questo palco, oh, la festa sei tu. Le luci si accendono, il ritmo è già qui.